saluto i nostri amici telespettatori. Oggi è nostra gradita ospite Maria Francesca Zamaro, che è infermiera ed è in procinto di partire per il Ciad, partirà nel mese di novembre, insieme a Medici Senza Frontiere. Buongiorno, grazie per essere qui Maria Francesca. Nella puntata precedente abbiamo parlato del 50° di Medici Senza Frontiere, abbiamo detto che è una realtà presente anche qui nella nostra regione. Sì. Praticamente ci sono diverse persone, infermieri, anche medici, che magari vanno solo per un periodo di tempo, non si fanno 9 mesi interi come si fa Francesca, no? Sì, sì, ci sono... Perché le missioni sono di 9 mesi, quindi la lontananza, più o meno, no? Almeno come le fa lei, anche se c'è la possibilità di stare per periodi più brevi. Sì, dipende un po' dal contesto, dipende un po' dal progetto, no? Nei progetti di emergenza, nei progetti d'urgenza solitamente la permanenza è più breve perché sono situazioni molto intense in cui è richiesto veramente un carico di lavoro molto importante e quindi la missione solitamente è più breve. Poi invece ci sono delle missioni più lunghe e poi come diceva bene dipende anche un po' dalla disponibilità dell'operatore, perché ci sono gli operatori umanitari che si dedicano esclusivamente a questo tipo di attività e poi ci sono degli operatori umanitari che invece hanno il loro lavoro normale insomma, a casa loro e partono di tanto in tanto, danno il loro tempo, la loro professionalità e partono in missione con Medici Senza Frontiere. E comunque Medici Senza Frontiere è presente anche in Italia, con progetti anche in Italia. Sì, ci sono dei progetti anche in Italia, ad esempio durante il periodo anche del Covid, Medici Senza Frontiere ha supportato in diverse parti d'Italia la risposta alla pandemia. Poi ci sono altri tipi di progetti anche con i migranti, anche qua in Italia, sì. Ricordiamo che Medici Senza Frontiere interviene in contesti dove c'è un bisogno assistenziale, dove c'è un bisogno medico, quindi può essere un contesto per esempio come l'Italia, può essere un contesto in un paese a basse risorse. Ecco, lei è rientrata, lo avevamo già detto la scorsa settimana, che è appena rientrata nel mese di luglio da Haiti, quindi lei è già pronta per ripartire, si sente già pronta. Sì. Quindi è già stata in tanti paesi come, lo ricordiamo, il Pakistan, la Nigeria, l'Afghanistan. Sì. Anche in Afghanistan, quanto tempo fa lei c'è stata? Io sono stata in Afghanistan tra il 2019 e il 2020. Proprio nel periodo del Covid, dell'inizio della pandemia. Sì, esattamente, ero là proprio all'inizio della pandemia, nel 2020. In Afghanistan Medici Senza Frontiere ha al momento 5 progetti. Io ero in uno di questi 5 progetti che è nella provincia di Helmand, a Lashkar Gah, dove Medici Senza Frontiere supporta un ospedale pubblico, un ospedale provinciale e supporta con personale, con farmaci, con materiali, con tutto quello che è necessario per far funzionare un ospedale. Ricordiamo in un contesto in cui le difficoltà sono veramente tante e non ci sono tante volte proprio le risorse per rispondere ai bisogni della popolazione. Avete notizie adesso del lavoro che avete fatto? Continua? Avete gettato le basi? Sì. Nonostante ci siano stati questi momenti molto difficili, no, in Afghanistan? Sì, Medici Senza Frontiere è ancora in Afghanistan e finché ci saranno le condizioni che ce lo permetteranno continueremo a lavorare. Ovviamente per le equip che erano sul posto è stato un periodo particolarmente intenso, ma le attività sono continuate. Siamo stati sempre in grado di dare il nostro aiuto sanitario a quelle popolazioni che ne avevano necessità. Anche presenza di donne fra il personale sanitario in Afghanistan? Sì, 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 il personale femminile, il personale maschile, insomma, sì, sì, assolutamente. Beh, già questo è positivo, che almeno le azioni umanitarie, no, vengano considerate come tali, anzi benvenute, no? Magari ce ne fossero di più in certi casi. Sì.
soprattutto come si diceva nella passata, appunto, nell'altra puntata, si diceva che voi agite, lavorate soprattutto in posti che poi restano così, restano dimenticati, no? A un certo punto ci si dimentica, sì. Però voi non vi dimenticate assolutamente, continuate la vostra opera a organizzare sul territorio. Sì, esattamente, e questo è anche il motivo, come dicevamo l'altra volta, per cui questo 50° di Medici Senza Frontiere è proprio dedicato alle crisi dimenticate, dedicato a quelle popolazioni su cui i riflettori non si accendono più o si accendono solo per episodi, per catastrofi. Vogliamo riportare l'attenzione su tutte quelle realtà un po' dimenticate. Senta, qualche episodio, perché parliamo della sua esperienza diretta, non solo appunto di organizzazione, di quello che avete fatto, proprio anche esperienza diretta. Raccolto, che cosa ha raccolto nei territori dove è stata? Anche il rapporto con le persone del luogo? Sì, devo dire, ogni volta che io sono partita in missione ho sempre pensato di andare a portare il mio contributo. Devo dire che in realtà ho anche molto ricevuto, in termini soprattutto umani, sia dai pazienti che dal personale con cui lavoriamo nel posto, perché quando noi apriamo un progetto c'è una piccolissima quota, che è una quota di personale internazionale che parte in missione, ma la maggior parte del personale che lavora nei nostri progetti è personale locale e ognuno di loro ovviamente ha la sua storia, ha le sue difficoltà, e una delle cose che mi colpisce ogni volta è che nonostante che noi partiamo, e io resto in un progetto 9 mesi, però poi ritorno a casa, no? È una cosa che a me colpisce sempre molto, che in contesti molto difficili ci sono delle persone che quel contesto è veramente la loro quotidianità, e sono i miei colleghi, medici, infermieri che lavorano lì, che nonostante tutte le difficoltà ogni giorno raccolgono le loro cose e vengono a lavorare, e a volte non è assolutamente semplice. Non è semplice se penso all'Afghanistan, non è semplice ad esempio con un conflitto in corso. Infatti volevo proprio arrivare anche a questo. Sì. Rischiate, perché se ci sono zone, siete rispettati come Medici Senza Frontiere? Rispettato il vostro? Sì. Devo dire, in teoria dovrebbe esserlo, no? Nella mia esperienza, come dicevo, siamo presenti in 80 paesi da 50 anni, le persone ci conoscono, poi ovviamente il rischio non è mai a zero, il rischio è sempre presente. Però Medici Senza Frontiere è un'organizzazione complessa, no? Noi pensiamo sempre ai medici e agli infermieri che vanno a portare supporto, ma Medici Senza Frontiere non è solo questo, c'è tutta una parte proprio di organizzazione, di logistica, di amministrazione, gestione delle risorse umane, che è fondamentale per far funzionare un progetto. E in tutta questa complessità c'è anche una parte, c'è una porzione, c'è chi all'interno di un progetto gestisce la parte della sicurezza, che significa mette in pratica tutto quello che è necessario per ridurre il più possibile il rischio per me che vado a fare l'infermiera, a portare il mio supporto come infermiera. Ovviamente, come dicevo, il rischio non è mai a zero, però c'è tutto un insieme di misure che viene messo in atto a secondo del contesto per poter praticare in sicurezza. Sì. Lei non si è mai trovata in situazioni particolari? Diciamo che non mi sono mai trovata in una situazione di rischio tale che mi facesse pensare di non essere sicura al punto di voler ritornare a casa. No, a me non è successo. Infatti è in procinto di ripartire, abbiamo detto a novembre in Ciad. E là che cosa su che cosa lavorerete? Il progetto in cui andrò in Ciad è un progetto del paese, è un'unità di risposta alle emergenze nel paese, che significa ogni volta che nel paese c'è una situazione, come può essere un'epidemia, no? Un'epidemia di meningite, un'epidemia di morbillo, Medici Senza Frontiere analizza i dati del contesto e
decide, ovviamente in collaborazione, se aprire un progetto, quindi mi occuperò un po' della gestione di questa unità dal punto di vista sanitario. Sì. In quante persone partiranno da Friuli? Lei da sola o anche qualcun altro? Beh, per questa missione partirò da sola, in Friuli ci sono diversi operatori umanitari, sanitari e non sanitari. Come abbiamo già detto. Sì. E comunque dal Friuli in questa occasione da sola. E si fermerà là 9 mesi? E mi fermerò 9 mesi, sì. Io non posso fare altro che ringraziarla per la sua presenza, per averci raccontato appunto le sue esperienze con Medici Senza Frontiere. Grazie per essere stata con noi. Ricordiamo che Medici Senza Frontiere quest'anno celebra il 50° di attività con diverse iniziative, soprattutto di sensibilizzazione, no? Per far conoscere questa realtà ulteriormente, una realtà che comunque è conosciuta in tutto il mondo. Grazie a Maria Francesca Zamaro, grazie per averci seguito e noi con la rubrica Family, Salute e Benessere ci vediamo nella prossima puntata, il martedì e il giovedì in onda alle 13:15 su Telefriuli. Arrivederci. Grazie.